Bentrovati sportivi siciliani di 7 Gold, canale 15 del Digitale Terrestre. Rieccoci di nuovo insieme anche per questa settimana per una nuova puntata di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda il mercoledì alle 13 e vi ricordo anche la puntata in replica il mercoledì a partire dalle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. È stata una settimana particolarmente importante per la nostra trasmissione perché abbiamo ricevuto due bellissime soddisfazioni. La prima è questo Paesi e Tennei, una rivista mensile siciliana che ci ha dedicato un servizio particolare proprio in occasione della nostra 13ª stagione. E poi c'è stata anche un'altra onorificenza, quella legata alla cultura sportiva grazie all'associazione Acquaria. Siamo stati premiati all'interno di una manifestazione dedicata allo scrittore Sebastiano Vasta di Aciriale. Quindi possiamo dire che è stata veramente una settimana molto importante per noi di Penalty. Ringraziamo chiaramente tutti i nostri collaboratori che ogni giorno puntualmente fanno sì che questa trasmissione possa raggiungere più ascoltatori possibili. Puntata molto importante perché come al solito nella puntata del mercoledì parliamo di Serie D e parliamo anche del campionato di eccellenza. Ospite della puntata odierna, mister Gaetano Di Mauro, allenatore del Mister Bianco 2011. Ben trovato Gaetano. Allora, siamo pronti per parlare con te intanto di questa bella stagione del Mister Bianco 2011 perché diciamolo pure, da neopromossa, inizio bellissimo. Adesso giustamente può anche succedere che insomma c'è un piccolo rifiato, però siete lì sul pezzo, un campionato molto difficile il vostro. Innanzitutto buonasera. Buonasera Grazie Gaetano. dell'invito, fa sempre piacere. Eh sì, siamo una matricola e stiamo cercando di fare il nostro onesto campionato, piano piano, ad alti e bassi, come è giusto che sia. Siamo una squadra giovane, una squadra che gioca a calcio, come dicono tutti, e alla fine ci sta la sconfitta, ci sta la vittoria. C'è un po' di Lottiamo. inesperienza da parte di qualche ragazzo oppure proprio la squadra da neopromossa soffre giustamente la forza anche di qualche nome blasonato? Vabbè, ci sta, giustamente essendo una squadra giovane, inesperta, sì, abbiamo qualche elemento esperto, però non tutti conoscono la categoria. Tra l'altro sottolineiamo un girone B del campionato di eccellenza certamente molto impegnativo, interessante, c'è l'Enna, c'è il Paternò, c'è il Modica, c'è il Gela, insomma 4 squadre che ambiscono certamente alla vittoria finale. Sì, sono squadre blasonate, squadre hanno creato degli organici importanti per cercare di vincere il campionato. Diciamo che su tutte l'Enna, il Paterno e il Modica hanno dichiarato di cercare di vincere il campionato. E si è inserito il Gela che comunque ha fatto un'ottima squadra, è una squadra blasonata anche loro. Noi siamo lì insieme agli altri che cerchiamo di fare il nostro campionato. Avete fatto un inizio di stagione però molto interessante, quasi da vera e propria rivelazione. Eh sì, c'è l'entusiasmo, c'è la cosa, poi giustamente un po' di inesperienza abbiamo pagato nelle ultime partite, però anche lì dove abbiamo perso immeritatamente, però ci sta e come si dice il cammino che una matricola deve fare. Giusto. Tra l'altro domenica partita importantissima, vinta quasi con una diretta concorrente per la salvezza, Rocca Acquedolcese. Che partita è stata? Ma è stata una partita abbastanza strana, loro giustamente venivano da una bella vittoria la settimana prima, si erano rilanciati, avevano recuperato gli elementi che avevano infortunati da tanto tempo. Noi però non potevamo sbagliare, venivamo da 3 sconfitte consecutive, anche se avevamo giocato bene, però i punti ci servivano. Certo. Siamo partiti bene, abbiamo subito trovato il gol,
dopo 5 minuti, poi abbiamo gestito un po' la gara, abbiamo raddoppiato e triplicato, poi c'è stato questo infortunio nel senso che è stato espulso il portiere come fallo da ultimo uomo, l'arbitro l'ha vista così ma non c'è stato neanche il contatto, però va bene, hanno fatto il 3-1 e poi niente, poi penso che abbiamo vinto meritatamente. Ma voltiamo pagina perché partiamo subito con il campionato di Serie D. Si è giocata la 14ª giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati di domenica. Akragas LFA Reggio Calabria 1-1, Canicattì San Cataldese 2-2, FC Trapani batte San Luca 2-1, Licata Calcio batte Gioiese 1918 2-1, pareggio tra Ragusa Calcio e Siracusa Calcio 0-0, Real Casalnuovo batte Nuove Gea Virtus 2-0, Vibonese Calcio Città di Aciriale 1-1 ed infine Città di Sant'Agata Portici 1-1. Attendendo con ansia il big match proprio di domenica prossima tra FC Trapani e Siracusa Calcio, si giocherà comunque a Siracusa, guardiamo la classifica dove attualmente la squadra di Torrisi è al primo posto. FC Trapani con 34 punti, 32 per Siracusa Calcio e Vibonese Calcio, 24 Licata Calcio, 22 Real Casalnuovo, con 20 LFA Reggio Calabria, 19 punti Città di Sant'Agata Akragas, con 18 Ragusa Calcio, 17 punti Nuove Gea Virtus, 16 punti Città di Aciriale, con 15 il Canicattì, 14 San Cataldese, 11 Locri, con 10 punti il Portici, con 5 San Luca, 4 punti Gioiese 1918 e Castrovillari con 3 punti che chiude la classifica. Lo abbiamo già detto, domenica prossima si ritorna in campo con il big match Siracusa Calcio FC Trapani, ma guardiamo il tabellino completo. LFA Reggio Calabria Real Casalnuovo, Licata Calcio Città di Sant'Agata, Nuove Gea Virtus Canicattì, Portici Ragusa Calcio, San Luca Castrovillari, San Cataldese Locri 1909, Città di Aciriale Akragas, Siracusa Calcio FC Trapani, riposano Vibonese Calcio e Gioiese 1918. Partiamo da questo pareggio tra Akragas ed LFA Reggio Calabria. Un Reggio Calabria che purtroppo perde continuamente punti che probabilmente faranno capire che la posizione ottimale anche in prospettiva playoff è certamente un po' difficoltosa. Che ne pensi? Ma io penso che comunque il gruppo che ha preso l'FC Reggio Calabria, l'ex Regina, ha fatto un lavoro importante perché comunque fare una squadra di alto livello anche in Serie D in meno di 2 settimane è sempre molto difficile. È sempre molto difficile, gente che comunque veniva da Ferma, cioè non è tanto facile farlo. Io penso che comunque alla fine man mano andranno a risalire un po' la classifica, però per la vittoria del campionato non molto penso, difficile, molto molto difficile. difficile. Mentre invece l'Akragas da neopromossa, diciamolo pure, tra qualche risultato zoppicante ha comunque sin qui disputato, credo, una stagione super positiva. Sì, ma l'Akragas fondamentalmente è una buona squadra, poi il mister Coppa sta facendo un bel lavoro, è un mister emergente, un mister giovane. E comunque il campionato non è semplice e quindi la Serie D è un altro tipo di campionato, però diciamo che è un mix tra giovani e persone magari più esperte e stanno facendo bene. Assolutamente. Guardiamoci gli highlights con le interviste post partita. Primo tempo noi, secondo tempo loro. Forse noi nel primo tempo abbiamo avuto 2 palle per poterla chiudere, per andare sul 2-0. Grande prestazione dei nostri ragazzi, devo fare i complimenti a tutti, lo staff tecnico e i calciatori. Secondo tempo è uscita fuori la Regina, penso come è giusto che sia, che essendo in svantaggio e per il blasone della squadra, un'ottima squadra, ci hanno messo in difficoltà, ci hanno pareggiato la partita. E come dicevo prima, 1 tempo per 1, penso che il risultato sia il pareggio, il risultato più giusto. Fortunatamente stiamo iniziando a recuperare gli infortunati, oggi è rientrato Giama dopo un mese, ha fatto 20 minuti. E consideriamo che noi mercoledì abbiamo fatto 97 minuti contro il Trapani e nel secondo tempo anche questo si è visto perché noi abbiamo avuto anche un calo fisico, ma è fisiologico perché non avendo i ricambi
a disposizione e hanno giocato quasi gli stessi 11 di mercoledì, perciò siamo molto soddisfatti di questa gara. Se guardiamo le due frazioni della partita, sì, perché credo che l'Akragas abbia fatto un grande primo tempo e forse la nostra più grande colpa e responsabilità è stata quella di non tentare, quando abbiamo avuto l'opportunità, di andare anche sul 2-0. Poi nel secondo tempo invece la Regina è venuta fuori, ha cercato di recuperare la partita, addirittura anche di ribaltarla con grande veemenza, e quindi complimenti anche alla Regina. Però io la partita la devo guardare tutta, non posso guardare solo un tempo. Noi nel secondo tempo siamo calati tantissimo da un punto di vista atletico. Mercoledì venivamo già da un impegno molto importante, per cui non dico che debba essere un alibi, però è una grande verità. Nel secondo tempo non avevamo tanta benzina sulle gambe, che non ci ha consentito di fare la stessa prestazione del primo, dove siamo andati a prendere la Regina molto alti e dove credo che si sia vista veramente una bella Akragas. Quindi se devo valutare la partita nell'arco dei 90, secondo me sì. Noi ormai abbiamo fatto quadrato, sappiamo quello che possiamo fare, quello che siamo, sappiamo che possiamo confrontarci sfornando questo tipo di prestazione come nel primo tempo. Ripeto, nel secondo tempo però è giusto dire che la Regina meritava. È finita in parità il big match tra Canicattì e San Cataldese, due squadre che comunque giocano un bel calcio, sia il Canicattì di Pitatella ma anche il ritrovato gruppo di San Cataldo guidato da Sclafani, che ha ritrovato punti dopo che c'è stato l'esonero da parte di mister Infantino. Il Canicattì, scusate, è guidato da Orazio Pitatella, che è un allenatore molto esperto, molto navigato e molto preparato. Determinato. Quindi so cosa vuol dire, perché ci ho lavorato, so come lavora, so come riesce a motivare le sue squadre, quindi io penso che alla lunga si salverà tranquillamente. Come penso anche la San Cataldese, comunque farà penso qualcosa a dicembre, prenderà qualche altro elemento e non ci saranno grossi problemi per salvarsi. Io penso che quest'anno possiamo fare, diciamo, che tutte le squadre siciliane si salvino, così sì, magari abbiamo molte squadre in più. In questo momento abbiamo questa possibilità, le squadre calabresi stanno peggio. Stanno un po' peggio, diciamo anche economicamente, quindi soprattutto. E in questo campionato di Serie D credo che l'aspetto economico è diventato fondamentale. Guardiamoci gli highlights: pareggio tra Canicattì e San Cataldese, 2-2 il risultato finale. Diciamo che il gol paradossalmente è venuto presto, l'abbiamo anche gestito nella maniera giusta, perché abbiamo creato situazioni che potevano portarci al secondo gol e non abbiamo sfruttate per mancanza di cattiveria, di fame, quindi poi quando becchi il gol alla fine del primo tempo crolla tutto, e quindi siamo andati nello spogliatoio un po' conciati male mentalmente, però devo dire che i ragazzi hanno reagito bene, malgrado abbiamo preso il 2-1, non abbiamo mai mollato, e bisogna dire grazie ancora una volta ai ragazzi per come hanno spinto, grazie all'innesto di Ezzi, ma voglio dire, fare nomi, credo che tutti, Tedesco, Raimondi, tutti hanno dato un grosso contributo a questo risultato, che al di là del punto che porta in classifica è una dimostrazione che non mollano mai, quindi noi sappiamo di essere in un momento difficile, non lo scopriamo oggi pomeriggio. Noi in questo momento ci alleniamo con uomini contati, e quindi ci viviamo il brodino, le partite che non si possono vincere non bisogna perderle, devo dire che è stata anche una gran bella partita. Per la mole di gioco che abbiamo fatto, per la quantità di occasioni che abbiamo creato, lascia il rammarico. Però i ragazzi devo soltanto ringraziarli e elogiarli, perché hanno fatto una grande prestazione per quantità, per qualità, per intensità, per coraggio, per voglia di vincere la partita. Non era facile, perché di contro avevamo una squadra abbastanza organizzata, una squadra viva, una squadra che lotta come noi per arrivare prima possibile più in alto, e quindi faccio un grande applauso a tutti i miei ragazzi. Sappiamo che siamo in difficoltà, credo che
fare la formazione è facilissimo perché gli uomini sono contati e quindi oggi anzi abbiamo recuperato Boniglia in extremis e Filippo Raimondi in extremis e quindi sono cose su cui fare delle valutazioni, però è chiaro, io cerco sempre di prendere il bicchiere, di guardare il bicchiere mezzo pieno e devo dire che un'altra squadra oggi non sarebbe riuscita a pareggiare questa partita con questa salita del destra. Hanno fatto una grande prestazione perché non hanno mai mollato, hanno sempre cercato di fare la gara, di portarla alla vittoria. Non ci siamo riusciti, però dobbiamo essere adesso bravi da stasera, portarci questo rammarico, trasformarlo in energia positiva, perché domenica abbiamo una grande partita all'Ocri e contro il Locri in casa dobbiamo fare 3 punti. Parliamo di questo FC Trapani, partita un po' sudata, 2-1 contro il San Luca, con qualche protesta anche da parte del vulcanico presidente Antonini, addirittura la piazza chiede l'esonero di Torrisi. Credo che sia veramente un'esagerazione. Un campionato di Serie D è un campionato lunghissimo, ci può anche stare che tu vinci 2-1 una partita con una squadra che tecnicamente è inferiore, ma con questo non bisogna mandare tutto giù dalla torre. Io non so la società o la piazza cosa pretende, cioè Torrisi sta facendo un campionato, forse ha fatto meglio del Catania dell'anno scorso, quindi ancora imbattuto tra l'altro. Cioè voglio dire, non ha mai perso una partita, è sempre lì, l'anno scorso ha fatto un mezzo miracolo portando il Trapani a vincere i playoff, cioè cosa gli vogliono dire? Piazza esigente, però sì, bisogna esigente, anche guardare i risultati poi alla fine. Fino ad oggi non c'è mai stata una squadra che dichiara ho vinto ad agosto e hai già vinto. Devi sempre giocare, lo sappiamo anche l'anno scorso col Catania, è andato non mi ricordo dove è andato in Calabria, è andato a perdere sì. E ci sta, ma ciò non significa che... Col Santa Maria Cilento l'anno scorso, l'unica sconfitta quindi, diciamo in quella parte di stagione. Diciamo che comunque il campionato della squadra di Torrisi è un campionato straordinario. Cioè non possono dirgli nulla. Più tardi ti chiederò il pronostico sul big match quando parleremo anche del Siracusa. Per intanto guardiamoci gli highlights e le interviste post partita, soprattutto quella del presidente Antonini, nonché anche di mister Torrisi. Ma sono onestamente molto deluso da come la squadra ha giocato, l'ho detto ai giocatori adesso, non si può giocare così, abbiamo concesso addirittura l'occasione del 2-2 nell'extra time in contropiede, abbiamo praticamente tirato in porta 2 volte in tutta la partita, loro hanno avuto 5 occasioni da gol e quindi certamente non sono contento di quello che ho visto. E soprattutto veniamo già da un pareggio in casa, quindi in 2 partite abbiamo fatto 4 tiri in porta e questa cosa è inaccettabile. Cominciamo a denotare atteggiamenti un po' superficiali che vanno cambiati, soprattutto perché domenica abbiamo una partita che se la affrontiamo nella maniera giusta e vinciamo, creiamo un solco di 5 punti con le avversarie che poi diventa difficile per loro recuperare. Quindi sono un po' deluso da quello che ho visto, va bene il risultato, ma il risultato poi deve essere anche, si può vincere anche 1-0, 2-1, ma tirando in porta, avendo occasioni, gestendo bene la partita. Oggi abbiamo giocato malissimo. Oggi i meriti del San Luca sicuramente sono quelli della voglia, quelli della gamba, della cattiveria agonistica, che io già sapevo che comunque ha sempre contraddistinto negli anni questo club, però i demeriti sono soprattutto i nostri e quindi questo lo rimarco. Io in evoluzione non sono d'accordo assolutissimamente, perché con la Ciare stesso non abbiamo fatto una cattiva prestazione, nonostante la partita siamo partiti in salita. Mercoledì abbiamo fatto una grandissima prestazione, c'è da analizzare una partita che abbiamo fatto male, perché se parliamo di involuzione iniziamo a dire cose che non sono reali. Ho detto che abbiamo fatto una partita brutta, come secondo me ce ne saranno altre come queste nell'arco di una stagione. Penso che 2 o 3 partite del genere bisogna farle. E una squadra che riesce a vincerle comunque lo stesso vuol dire che alla fine vincerà il campionato. Questo l'ho messo in preventivo. Dobbiamo essere un po' più umili, dobbiamo essere un po' più concreti, soprattutto quando abbiamo la palla nella zona dell'area di rigore, però questo
con serenità ne parleremo con la squadra e ci lavoreremo, perché dobbiamo mettere un po' di cattiveria in più. Dobbiamo di nuovo tornare a portare i ragazzi che quando alzano la testa e vedono la porta deve uscire il sangue dagli occhi e bisogna avere fame e voglia di far gol, e questo magari dobbiamo migliorarlo. Però, ripeto, anche oggi stesso andare a parlare di questo in una partita del genere lascia il tempo che trova. Oggi abbiamo fatto tutto male, l'abbiamo detto più volte, e quindi insieme a tutto quello che c'è da migliorare, da parte soprattutto dell'atteggiamento, parliamo anche di questo, perché l'atteggiamento poi te lo porti ai limiti dell'area, dove ancora cerchiamo il tacco, dove cerchiamo qualcosa di meno concreto, al posto di tirare in porta. La partita domenica non mi preoccupa affatto, perché è una partita dove sicuramente incontreremo una squadra forte che sta facendo un percorso simile al nostro, anche simile al nostro, e quindi lì è una partita dove le motivazioni escono da sole. Ci sarà ancora una volta la possibilità di andare a fare una partita in un ambiente bello, non difficile, perché giocare davanti a 8.000 persone, 7.000 persone, quelli che saranno, non è difficile, è difficile fare altro nella vita. Andare lì è un onore per tutti, perché ci andiamo da capolista, ci andiamo da giocatori, allenatori, staff del Trapani Calcio. Andremo lì in una partita dove le motivazioni saranno enormi, come penso che sia logico, perché sono le partite importanti. Potevamo andarci da capolista in comunione con il Siracusa, invece ci andiamo da capolista noi. Siamo consapevoli che in queste partite già abbiamo fatto bene, vedi Reggio Calabria, una partita fuori casa, abbiamo fatto una grande prestazione, i ragazzi hanno dimostrato in queste gare il loro valore, in un ambiente dove possono esprimere al meglio le loro caratteristiche, le loro qualità, quindi da martedì si lavora in vista di questa partita, dove sicuramente è una partita complicata contro una squadra forte che lo sta dimostrando in lungo e largo, ma noi andremo lì per cercare di ripetere quello che abbiamo fatto in tutto l'arco della stagione fino ad oggi, con delle grandi prestazioni, escluso oggi, e quindi sono ben sereno e tranquillo di avere martedì un gruppo voglioso, tutti con minuti nelle gambe, dove siamo stati bravi con lo staff a fare le rotazioni. Andiamo da capolista con una bella vittoria, facciamo splendere il sole da martedì qui a Provinciale, lavoriamo e poi sabato andiamo a fare questa partita che è affascinante, è una partita dove gli spottò saranno determinanti prima e dopo della gara, e quindi divertiamoci e ce la andiamo a godere. Ci andiamo da primi in classifica, meglio di così non potevamo andarci. Vittoria fuori casa per quanto riguarda la squadra di Romano, parliamo del Licata Calcio che vince 2-1 contro la Gioiese. Licata Calcio che continua a sorprendere, è sempre altissima in classifica, una conferma anche per quanto riguarda il gruppo agrigentino, soprattutto perché Romano ogni anno tira fuori qualche elemento interessante e fa volare la squadra. Romano non si scopre oggi, è un allenatore in Sicilia, uno di quelli più preparati in assoluto, lo sta dimostrando, lo ha sempre dimostrato, perché le sue squadre comunque giocano a calcio, esprimono un calcio a certi livelli. Poi è una squadra molto giovane, ogni anno 3-4 elementi escono, ne rientrano 3-4, magari vuol dire che la società lavora bene, prepara i giovani importanti. Tra l'altro la caratteristica per quanto riguarda il gruppo di Romano è che hanno una velocità di esecuzione in campo, certamente che per la Serie D è molto strana, è velocissima. Sì. Una squadra abbastanza giovane, una squadra che gioca, una squadra che, ripeto, fa il calcio a certi ritmi e non è facile da affrontare. Chiaramente rimane nel gruppo playoff e basta, ci fermiamo qui? Sì, ma loro partono con ambizione di salvarsi, poi ogni anno fanno sto quinto, quarto posto, sesto posto, cioè sono secondo numeri me stanno importanti con un budget, la strada per con un qualche budget, altra prossima penso stagione importante. Un budget basso, giovani, escono 2-3 giovani ogni anno, scoprono questi elementi nuovi e continuano a fare bene. Tra l'altro adesso ci sarà il nuovo campo e sai che quando si gioca nel proprio stadio le cose cambiano. Specialmente a Licata sì, perché è un pubblico abbastanza focoso e si fanno sentire.
Ma, ripeto, Romano sta facendo e farà un ottimo lavoro. E arriviamo a questo punto al Siracusa Calcio, che torna da Ragusa con un pareggio 0-0, un campo difficilissimo perché Giovanni Ignoffo, beh, dura a morire, eh? È un allenatore abbastanza preparato, anche lui, e sicuramente ormai non c'è una squadra che non prepara la partita della domenica successiva, anche in eccellenza, quindi è un campo difficile, con una squadra che stava bene in salute, veniva da qualche risultato Sì. importante, quindi andare lì non è sempre facile perché il campionato di Serie D ha tante insidie. Secondo me ha fatto un buon punto, poteva essere fortunato e vincere la partita, non ci è riuscita. Accontentarsi del punto, secondo me, in Ma un sai, campo come quello di Ragusa può essere sai, anche buono. in certe partite quando non puoi vincere non devi neanche perdere, perché vero. poi se cerchi la vittoria a tutti i costi in Serie D Rischi di perderla poi la Io ho vinto partita. qualche campionato di Serie D ed è successo. Il pronostico adesso deve venire fuori a questo punto. Che partita sarà quella di domenica prossima Ma a io Siracusa? ho giocato 2 anni a Siracusa, una parte del mio cuore, Immaginavo. ho fatto 2 stagioni bellissime, poi lì c'ho tanti amici dal mister e cose varie, non è che a Trapani Torrisi non sia amico mio, però ho il cuore da parte mia e spero nel mio cuore sinceramente che vinca il Siracusa. Come va preparata questa partita? Perché diciamolo pure, sarà anche una partita a scacchi, soprattutto per i primi 20 minuti. Ma io sono dell'idea, ho giocato a Siracusa, la differenza la può fare il pubblico a Retuseo e io penso che non se lo farà dire 2 volte, sarà lì, riempiranno lo stadio e spingeranno il Siracusa alla vittoria, anche se posso dire che il Trapani ha una rosa importante, quindi sono abituato a queste gare. È una gara come... queste gare non si preparano, si giocano. Si giocano. Poi tra l'altro, diciamolo pure, ancora il campionato è talmente lungo che non credo che questo big match possa definire la classifica finale. Sì, però può definire è l'ultima settimana prima del mercato. Sì. E può fare capire tante cose. Tenendo presente che c'è sempre la Vibonese, no? C'è sempre la Vibonese che è il terzo incomodo, dove non c'è pressione, dove c'è una società sana e ripeto, a volte avendo tanta pressione non ti porta a fare bene. Quindi vedi favorita la squadra di Gaspare Cacciola con il Trapani che comunque si giocherà una partita importante perché sa che portare via un punto pesante da Siracusa può essere determinante anche poi per i prossimi incontri successivi. Quando ti giochi il campionato punto su tutte le categorie è sempre così, e devi cercare di capire qual è il risultato migliore, a volte accontentarti, a volte ci rischiare qualcosa in più. Se devi vincere purtroppo devi fare questi conti. E parliamo adesso del Real Casalnuovo. Attenzione a questa squadra campana, risultati dopo risultati, attualmente, beh, la guardo qui, la classifica, praticamente sono al 5° posto, certo a 10 punti di distacco dalla Vibonese, però questo entusiasmo, soprattutto in Campania, e credo che tu ne sappia qualche cosa, secondo me può essere un ago della bilancia anche per gli scontri diretti tra le squadre che cercano punti importanti nella zona alta. Come il Licate, il Casanova è anche una bella realtà, una società piccola, Extrafragolese tra l'altro. extrafragolese, dove hanno una società sana pure loro, cercano di fare bene e quindi queste squadre insieme al Licate e qualche altra squadra possono essere determinanti nella vittoria del campionato, delle squadre che se lo giocano Trapani, Siracusa, Vibonese, possono essere determinanti. Tra l'altro la dirigenza ha sottolineato che se non succede quest'anno, sicuramente la prossima stagione partiranno con l'obiettivo di vincerlo questo campionato di Serie D, quindi stanno buttando le basi per una stagione prossima certamente molto importante. Vabbè, ci sta, se c'è un presidente ambizioso, un presidente serio, possono provarci perché il calcio è anche questo. La piazza poi, quella napoletana, lo richiede, no? Lo richiede sempre. Guardiamoci a questo punto allora il servizio con le interviste post partita. Abbiamo fatto una partita sopra le righe perché non era facile, l'avevo detto già in settimana, loro una buona squadra, ce l'avevamo solo a 2 punti di distanza, una squadra che fa un buon calcio, esprime un buon calcio, però è venuta qua a difendere. Ecco perché il primo tempo abbiamo fatto fatica ad andare alla conclusione, anche se ci siamo presentati più di qualche volta in aria.
Secondo tempo ho chiesto più pazienza nel palleggio, perché tante volte abbiamo commesso l'errore di forzare le giocate e lì magari abbiamo concesso qualche ripartenza che poi dopo siamo stati bravi ad ottemperare, perché poi i difensori hanno lavorato benissimo nelle preventive, quindi hanno fatto un grande lavoro. La ripresa l'abbiamo dominato, siamo stati più pazienti, siamo stati bravi a sfruttare subito l'occasione con il piazzato e poi dopo diciamo tutto in discesa. Loro con uomini in meno hanno fatto più fatica, ci hanno lasciato il palleggio e poi quando concedi a noi campo e palleggio viene fuori tutta la qualità della rosa. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra comunque che sa giocare a calcio, è ben messa in campo, lavora su delle situazioni di palle inattive. Però devo dire allo stesso tempo che il primo tempo obiettivamente non c'è stata nessuna sofferenza da entrambe le parti, è stata una partita molto tattica e quindi non ci sono state grosse situazioni da registrare, no? Poi purtroppo abbiamo avuto un approccio al secondo tempo un po' leggero sotto l'aspetto proprio mentale e caratteriale, dove siamo rimasti in 10 comunque a seguito di un errore fatto di valutazione, ma questo deriva comunque anche dalla giovane età che hanno i ragazzi e quindi niente, si è complicata. Probabilmente magari se non avessero fatto gol sul calcio piazzato, nonostante l'espulsione, probabilmente avremmo potuto ottenere comunque più a lungo possibile il risultato sullo 0-0, però obiettivamente devo dire che poi per gran parte del secondo tempo non siamo riusciti nemmeno ad avere la possibilità di riaprirla e quando l'abbiamo avuta la possibilità di riaprire la partita ancora mancavano una quindicina di minuti sul colpo di testa di Cannistrà. Lì allora capisci che non è giornata, no? Però voglio dire, il nostro percorso ci deve fare restare sereni e tranquilli perché comunque abbiamo le carte in regola e sappiamo che il nostro cammino sarà questo da qui fino alla fine, quindi siamo molto equilibrati nelle valutazioni, siamo abbastanza sereni, sia noi sia la società. Dispiace soltanto per quelle persone che si sono fatti tanti chilometri oggi per stare vicino alla squadra, mi riferisco ai tifosi e quindi un pensiero va a loro e li ringraziamo per il loro supporto. Stiamo raccogliendo un pochino tutti i sacrifici fatti e purtroppo che dire, abbiamo dovuto soffrire per arrivare all'ottimizzazione della rosa e oggi stanno arrivando i risultati sperati. Testa a Reggio Calabria, speriamo di continuare così e di chiudere un girone di andata con il risultato che meritiamo. Oggi stiamo raccogliendo quelli che sono stati gli investimenti della squadra, speriamo di continuare in questo modo qua. È stata una partita giocata bene, il primo tempo non avevamo molti spazi. Però siamo stati bravi a ricompattarci nel secondo tempo, abbiamo avuto subito l'episodio a favore dell'espulsione e il successivo gol e poi la partita è stata gestita nel migliore dei modi, penso. Avevamo lavorato bene in settimana, l'avevamo preparato in questo modo, quindi sono contento della prestazione dei miei compagni e poi ha portato al risultato finale che è stato quello della vittoria. Finisce invece in parità lo scontro Vibonese Calcio Città di Aciriale. Partita interlocutoria soprattutto per la Vibonese che adesso sarà spettatrice del big match di domenica prossima, secondo me spererà nel pareggio. Sì, sperano penso in un pareggio come è giusto che sia, così non perdono tanti punti né da Siracusa né dal Trapani. È stata una partita, penso la Vibonese purtroppo ha preso l'Aciriale in ripresa, l'Aciriale c'è una buona squadra dove non arrivavano i risultati. Tra l'altro con l'arrivo anche di Marra. Di Marra con un nuovo allenatore e naturalmente hanno recuperato qualche infortunato che avevano prima e secondo me la Aciriale è un'ottima squadra, si può inserire come il Licata, come il Real Casanuovo. Forse bisogna aggiungere qualcosa in campagna acquisti? Sì, prenderanno qualche elemento in modo da non essere sempre diciamo come numericamente pochi, comunque è una società che giustamente quest'anno non può
non può lottare con Trapani e Siracusa, ma la piazza di Acireale è una piazza molto importante. Tra l'altro un pareggio in casa della Vibonese è pesantissimo, soprattutto per il gruppo di Acireale. Con l'arrivo di Marra è subentrata anche una nuova determinazione, sicuramente. Ma sì, ha dato un po' di entusiasmo, ma l'Acireale comunque, se non vado errato, un paio di settimane fa ha pareggiato anche a Trapani, quindi sì, 1-1. Diciamo che comunque la squadra c'è, ha carattere, il carattere che viene dai tifosi, perché i tifosi della Cireale sono dei tifosi che hanno molto cuore e lo dimostrano. Fino a ieri penso lì a Vibo erano un centinaio. Quindi sì. Seguono con molto amore e dedizione la colori, squadra. Sì. Attenzione, perché poi domenica prossima c'è lo scontro con l'Akragas in casa. Sarà una bella partita, perché entrambe, insomma, cercheranno di portarsi a casa 3 punti che sono fondamentali per le proprie classifiche. Per le loro classifiche, e vabbè, si sa, anche lì il pubblico del Cireale, secondo me, può fare la differenza. E parliamo adesso del Città di Sant'Agata, che purtroppo pareggia in casa contro il Portici. Città di Sant'Agata che, insomma, ci ha abituato da qualche anno a dei successi importanti in casa. Da qualche settimana fare punti in casa è anche sempre un po' più difficile. Ma il Sant'Agata comunque conosco bene una società abbastanza seria, ha un po' di anni che fanno la Serie D, facendo quadrare i conti. Lì ad esempio è un'altra piazza che possono mettere le basi per cercare di vincere il campionato. Non l'hanno fatto magari negli ultimi anni, perché trovando un anno il Catania, quest'anno Trapani, Siracusa, magari diciamo è un po' più difficile, ma io penso che come società è una società abbastanza seria. È una piazza, quella messinese, certamente molto intrigante, perché adesso anche con l'arrivo della nuova Igea Virtus la provincia di Messina vuole svettare quantomeno con un'altra squadra in Lega Pro. Ci provano, comunque Igea ha fatto tanti anni di Serie C, il Sant'Agata magari non ne ha mai fatto, e quindi lì nel messinese provano a fare, diciamo, la seconda squadra di Messina. Anche perché il Messina non è che vada tanto bene in questo periodo, quindi guardiamoci gli highlights sulla bella partita comunque del Portici, 1-1 in casa della Città di Sant'Agata. Un Città di Sant'Agata a tratti sfortunato non riesce a superare Alfresina, un ostico Portici, e conosce di fatto il primo pareggio stagionale. Una sfida che si apre con gli ospiti in avanti, con il colpo di testa di Sellaf che manda di poco a lato. Risposta immediata del Sant'Agata con Marcellino che all'11° riceve palla da Minci, che col destro trova un super De Luca a negargli la gioia del gol. Al 23° torna a farsi vedere il Portici con un cross velenoso dalla destra di Schiavi che sfiora il palo alla destra di Iovino. Passano 5 minuti ed il Sant'Agata ci prova con Carrozzo, che però manda sul fondo l'assist di Mincica, ma il Portici ribatte colpo sul colpo, e dopo la conclusione di Turchetta al 31° che si perde larga alla sinistra del portiere, la formazione vesuviana la sblocca al minuto 36, quando proprio Turchetta raccoglie il cross dalla sinistra di Maione e di testa mette alle spalle di Iovino il vantaggio per i suoi, e che gli vale come primo sigillo in campionato. Il Sant'Agata però non ci sta e tenta subito la via del pareggio, ma prima Carrozzo conclude sul fondo l'ottimo lavoro di Mincica, poi Nunzi al 43° spara alto col sinistro da posizione vantaggiosa, ed infine Marcellino 2 minuti dopo col destro trova ancora un decisivo intervento di De Luca a negargli la gioia del pari. Pareggio che il Sant'Agata cerca con forza anche nella ripresa, e al 47° Mincica al volo col destro manda di poco a lato. Passano 10 minuti ed è ancora un super De Luca a dire di no al sinistro ravvicinato del solito Marcellino. Insiste la squadra di Facciolo che ci prova anche con Carrozzo, che però di testa spedisce sul fondo. Pari che per i santagatesi sembra cosa fatta al minuto 66, ma il pallonetto di Mincica prima si stampa sulla traversa e poi sbatte sul palo. Rete che però arriva al minuto 81, quando Carrozzo da pochi passi gira in rete la punizione di Squillace, facendo così Sant'Agata 1, Portici 1, e per il classe 2004 si tratta della terza rete in campionato. Nel finale Sant'Agata in avanti alla disperata ricerca del gol vittoria, ma i tentativi di Mincica al 90° e quello di Esposito 4 minuti più tardi non sortiscono l'effetto sperato. Il Sant'Agata sale in classifica, quota 19 punti, e si porta a -3 dalla zona playoff e a +8 sulla zona playout, mentre il Portici, al primo pari della stagione, incassa il 10° punto ma rimane al quartultimo posto a -4 dalla zona salvezza.
Con la partita Città di Sant'Agata Portici conclusasi 1-1 abbiamo chiuso il tabellino riguardante il campionato di Serie D. Con il nostro ospite Gaetano Di Mauro adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci rivedremo tra poco perché continueremo a parlare di calcio dilettantistico, ma soprattutto parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco! Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. L'organizzazione di un evento è importante. Affidalo a dei professionisti seri. Licitra Service, agenzia leader nel settore dei servizi hostess, steward, accoglienza, hospitality e security. Licitra Service, pluriennale esperienza nei grandi eventi come concerti, stadi, congressi e fiere. Per informazioni e preventivi chiama Licitra Service. Telefono 349 68 96 249. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, ancora una volta la puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il mercoledì alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre, poi in replica la stessa sera del mercoledì alle 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Seconda parte, parlando del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con il girone A. 11ª giornata, subito il tabellino dei risultati. Profavara batte Aspra 6-0, Castellammare batte Athletic Club Palermo 2-0, Casteldaccia Accademia Trapani 0-0, Folgore Castelvetrano Don Carlo Misilmeri 0-0, Super Giovane Castelbuono batte Mazzara 3-2, Nis FC batte Fulgatore 2-0, Geraci batte Mazzara 2-0 ed infine Oratorio San Cile e San Giorgio Unitas Sciacca 1-1. Continuiamo a parlare anche della Nis FC, assoluta leader di questo girone A del campionato di eccellenza. È tutto scritto? Secondo te, Gaetano, questo Profavara dovrà abdicare nei confronti di Terranova? No, è un campionato lungo anche questo, se la giocheranno fino alla fine, poi ci sono anche campi dove con squadre che all'inizio erano partiti per cercare di vincere, tipo lo Sciacca o il Mazzara 46, comunque sono squadre abbastanza toste. Il campionato, il girone A sarà una lotta fino alla fine, ma se la giocheranno la Nissa e il Profavara. Guardiamoci il servizio, fuori casa, vittoria per la Nissa 2-0 contro il Fulgatore. La vittoria della Profavara sul velluto contro l'Aspra non può che aggiungere ulteriore pressione. La Nissa in realtà non ne avrebbe bisogno prima della classe fin qui, con pieno merito 9 vittorie e un pareggio in 10 partite, un bottino straordinario per gli uomini di mister Terranova che
partita dopo partita si stanno confermando la squadra da battere nel girone A d'eccellenza. Qualche problema di formazione per la trasferta di Fulgatore dettata dalle squalifiche di Galfano e Privitera e dagli infortuni di Agudiac e Barrera. Le scelte di mister Nicola Terranova allora ricadono sul solito Elezai tra i pali, di fronte a lui Rossi, Neri, Gamez e Pedigone, Pagano e Caccetta, e da allora a comporre il trittico in mediana tridente con Semenzin, Gueye ed Esposito. Dirige l'incontro il signor Luigi Canigatti di Agrigento, assistito da Francesco Cortese di Palermo ed Edoardo Pennisi di Catania. Passiamo al film dell'incontro grazie alle immagini a cura di Mario Carpinteri. Dopo 5 di gioco bianco-scudati di mister Terranova, subito in avanti con Gueye che parte decentrato a sinistra, scarico al centro per Pagano che si inventa un filtrante illuminante proprio per Gueye. Poco freddo davanti a Mistretta, è rimasta giù la bandierina del secondo assistente. Semenzin sfonda a destra al 12esimo sfruttando un 1-2, traversone al centro per Gueye che trova solo la faccia esterna del palo. In una ripartenza mortifera la Nissa spalanca un'autostrada di fronte a Gueye con questo pallone di Semenzin, scarta l'estremo difensore del Fulgatore, atterrato, indica il dischetto del calcio di rigore il signor Canigatti. Ineccepibile la decisione del fischietto agrigentino. Gueye va alla trasformazione, intuisce solamente Mistretta. Nissa in vantaggio, va a prendersi l'abbraccio dei propri tifosi l'attaccante di mister Terranova. 3 minuti più tardi Pedigone la passa ad Esposito, palla al centro, sbuca Semenzin alle spalle di tutti e 2-0 in 3 minuti. La Nissa mostra i muscoli a Fulgatore. 1-2 tremendo dei ragazzi di mister Nicola Terranova che mettono le cose in chiaro e si prendono anche gli applausi dell'amministratore delegato, figlio del presidente Luca Giovannone. Al giro di boa della prima frazione di gioco, corner per i biancoscudati, arriva un colpo di testa di Caccetta. Ottimo l'intervento dell'estremo difensore del Fulgatore che si rende pericoloso però alla mezz'ora con la sgroppata di Genna, cross sul quale non arriva Onuoa. Candela prova a chiudere con il mancino, ma ancora Onuoa non trova l'appuntamento con la sfera. Fulgatore che chiude la prima frazione di gioco in avanti con un destro allo spigolo dell'area di rigore neutralizzato senza patemi d'animo da Elezai. Finisce la prima frazione di gioco sul 2-0 per i nisseni. Le marcature di Gueye e Semenzin regalerebbero sin qui la 10ª vittoria in 11 partite ai biancoscudati. Al 50esimo ci prova Pagano da piazzato, scalda solamente i guantoni di Mistretta, pressione feroce gli attaccanti mister Terranova che poco prima all'ora di gioco reclamerebbero anche un rigore per atterramento di Mistretta ai danni di Esposito. Lascia correre il signor Canigatti. 2 minuti più tardi uscita in grande stile di fronte alla propria area di rigore da parte di Dall'Oro che lancia a rete Semenzin con un tracciante illuminante. Si alza la bandierina del primo assistente, prontamente smentito dal nostro rallenti. Inizia la girandola di cambi, finisce la partita di Esposito al 71esimo, inizia quella di Tripoli. 4 minuti più tardi tocca al Toro Agudiac in luogo di Gueye. Fulgatore che prova a rientrare in partita al 79esimo con Onuoa che penetra in area, intervento statuario da parte di Gamezza a salvare in corner. Nel finale escono Bieto e Pedigone e Semenzin, entrano Magro, Ruano e Barrera. Non c'è più tempo a Fulgatore, la Nissa centra la 10ª vittoria in 11 uscite e risponde alla goleada del Pro Favara riprendendosi la vetta solitaria del girone A d'eccellenza e andando invece a prendersi gli applausi e gli abbracci dei propri tifosi giunti qui a Trapani. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Voltiamo pagina e parliamo adesso del girone B. Anche qui si è giocata l'11ª giornata, subito il tabellino dei risultati di domenica. Mister Bianco 2011 batte Rocca Acquedolcese 3-1, Real Siracusa Belvedere Imesi Atletico Catania 94 1-0, Leonzio 1909 batte Santa Croce 1-0, Mazzarone Calcio batte Città di Gela 3-2, Enna Calcio batte Leonfortese 2-0, Paterno Calcio batte Modica Calcio 3-0, la Ionica che pareggia in casa con il Milazzo 0-0 ed infine Nebros batte Messana 2-1. Voglio subito parlare del big match tra Paterno Calcio e Modica Calcio, vittoria assonante 3-0 per la squadra di Raciti, un risultato che può determinare la classifica oppure è ancora tutto aperto? Il campionato è lungo
però dai un segnale, vincendo lo scontro diretto con una pretendente alla vittoria del campionato, vincendo in quel modo 3-0, già metti molto entusiasmo e tutto il resto, e fai capire anche agli altri che sei lì, te la vai a giocare, perché all'inizio si era detto, sai, il Paternò forse non ce la fa, forse non riesce a competere. E invece l'ho incontrato e so che oltre ad essere allenata da un ottimo allenatore che è Raciti, esperto di categoria, e giustamente ha degli elementi che sono abituati a lottare a vincere. Quindi la vedi più pronta rispetto al Modica e addirittura ancora più dell'Enna? In certi campi deve avere carattere. Il Paternò c'ha carattere, c'ha blasone, anche il Modica c'ha blasone, però magari a livello di organico il Modica è più completo, però forse gli manca qualcosa a livello caratteriale. Tra le due contendenti viene fuori quest'Enna, questo nuovo Enna di Campanella. Attenzione, perché il campanellino a questo punto è molto importante, perché un allenatore come Giovanni Campanella nel campionato di eccellenza è un lusso. Ma sì, è un allenatore molto esperto, è un allenatore che sa il fatto suo, un allenatore navigato e comunque è una rosa importante l'Enna. Diciamo che vediamo come reagirà nelle prossime partite. Non so che sia successo sinceramente con l'allenatore precedente, però se è successo che è stato esonerato da secondo in classifica, la società ha ritenuto che era la scelta migliore, perché comunque Enna, la società dell'Enna, a livello di investimenti ha fatto quest'anno tantissimo. Forse delle tre squadre è quella che ha speso di più. Anche perché ha lasciato il gruppo che volendo ha perso la finale playoff e poi dentro ci ha messo qualche altro elemento di categoria. Purtroppo sì, all'inizio aspettavano questo fatidico ripescaggio che non è arrivato, quindi tu avevi preparato la squadra per cercare di fare la Serie D, poi ti sei ritrovato in eccellenza, hai cercato di completare la rosa. Comunque ha fatto un investimento importante la società. Guardiamoci il servizio 2-0 dell'Enna contro la Leonfortese. Settimana di profondi cambiamenti in casa Enna. Il pareggio contro la Ionica è costato la vetta della classifica e il cambio alla guida della panchina gialloverde, adesso affidata all'esperto Giovanni Campanella. Al generale Gaeta arriva la Leonfortese, sfida che profuma di derby, di rivalità di provincia. Gara che anche la scorsa stagione è sfuggita al pronostico più semplice da azzardare. Grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica scorgiamo il primo 11 di mister Campanella con Sienco tra i pali, Rallo, Zappalà, Tosto, Urso, Rotella, Boscaglia, Cocimano, Sena, Archen, Vitelli, risponde la Leonfortese, Caleio, Popolo, Russo, Restivo, Puleo, Niang, Rodriguez, Mannino, Maltese, Meta, Caciccia. Possiamo partire col film del primo tempo, prima occasione di gioco quando siamo al quinto ed è Enna che prova a spingere. Vitelli da uno sguardo sul centrodestra trova l'inserimento di Sena che controlla così la sfera, va a contatto con l'avversario. C'è questo intervento che per il direttore di gara signor Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto non vale, un calcio di rigore. 12esimo, Niang dalla lunga distanza mette il pallone alto, c'è anche la Leonfortese. 18esimo, Mannino così è verticale per Elton che prova a controllarla, ma c'è Zappalà che gli chiude la strada e mette il pallone in out. Minuto 25, Urso liberato a sinistra, cerca la giocata, mette il cross col destro, Cocimano da Vitelli, che gol quello dell'Enna alla PlayStation. Mister Campanella per l'1-0 al generale Gaeta, gran gol quello della compagine giallo-verde che al 38esimo con Cocimano si ripresenta in zona offensiva. Vitelli liberato a destra, il cross per Archen che l'arpiona, va in acrobazia, in bocca all'estremo difensore Caleio. Finisce così il primo tempo al generale Gaeta di Enna, 1-0 per l'Enna nei confronti della Leonfortese. Decide il gol bellissimo quello realizzato al 26esimo da Vitelli. Inizia la ripresa al 50esimo l'Enna, Urso per Archen, palla a Sena che prova a calciare ma vola Calleio che dice no. Minuto 56, calcio di punizione di Cocimano, c'è la sponda sul secondo palo di Rallo, la rimette in mezzo. Attenzione a questo tocco su Vitelli che per l'arbitro stavolta è passibile di massima punizione. Cocimano calcia potente col destro, il portiere Calleio non si sposta e dice no. Minuto 62, Rodriguez per Maltese, il pallone in mezzo ancora dentro per Elton che però spara alto. Minuto
minuto 75, Boscaglia, break a centrocampo, si invola verso la porta, alza lo sguardo, ancora Boscaglia, ne salta un altro, Boscaglia allarga a sinistra per Arken che guarda la porta, ha un avversario davanti, 1 contro 1, il destro sul palo più lontano, Calleio riesce soltanto a toccarla ma non evita il 2-0 dell'Enna. Sesto gol consecutivo per Johan Arken, minuto 78, esce Vitelli dentro João Pedro al minuto 79, punizione dalla destra, salvo Cocimano, ribattuto, poi Zappa la calcia ma Calleio para anche questa. 80° entra Bassoli, esce Sena, minuto 85, tocca ad Alessandro al posto di Arken, minuto 90, Lenna chiude in zona offensiva con Cocimano che mette giù il pallone in maniera elegante, lancia la corsa a destra di João Pedro, l'ex Acireale da uno sguardo in mezzo, la mette di prima, il giovane Francesco Alessandro si gira, il pallone sembra destinato alla rete ma Bassoli non si fida, la tocca sotto porta, è clamorosamente fuori gioco, beffato anche Alessandro che poteva trovare il primo gol in maglia Enna, però finisce così, grande esordio per mister Giovanni Campanella, l'Enna vince 2-0 contro la Leonfortese. E torniamo a parlare del Mister Bianco 2011. Nel frattempo riguardiamo ancora qualche altra immagine della bella vittoria contro la Rocca Acquedolcese. Attenzione perché questa Rocca Acquedolcese insomma è stata sin qui una mina vagante, ha tirato fuori qualche risultato importante, batterla seppur in casa secondo me non è stata una cosa tanto facile. Sì, come ho detto prima comunque aveva avuto qualche infortunio di qualche giocatore importante che l'ha recuperato proprio in questa settimana. Era una partita determinante per noi perché giustamente venivamo da alcuni risultati non positivi non è stata facile, anche se guardiamo il risultato, però alla fine erano, come si dice, a volte dure a morire. Certo, però diciamo che alla fine è stata meritatissima la vittoria. E sarà una partita importante anche la prossima con l'Imesi Atletico Catania 94 e credo che queste sono partite che bisogna prendere con le pinze, anche in questo caso come il big match Paternò-Modica, sono partite che si giocano anche quasi a scacchi. Sì, sarà una partita abbastanza complicata, diciamo. Anche perché sinceramente vai a giocare su un campo che non è in ottime condizioni. Assolutamente, è uno scandalo, che danneggia sia noi che loro, e quindi magari potevi esprimere un'altra tipologia di calcio su un campo dove potevi andare a giocare, ma lì diciamo che viene anche difficile farlo, infatti si trovano tante squadre in difficoltà, però purtroppo in questo momento anche noi come loro, non essendoci è un dramma anche per voi, una stagione drammatica dal punto di vista logistico. Abbiamo avuto problemi col campo, da maggio è chiuso perché devono fare la pista attorno al campo e ancora ce lo devono consegnare. Speriamo che, come ha detto l'assessore allo sport, di giocare in casa col Modica, che è la prossima settimana, davanti al nostro pubblico, perché comunque è una bella cornice e ci sta, diciamo. Assolutamente. Certo che insomma affrontare un campionato come quello dell'eccellenza non avendo un riferimento sia per quanto riguarda la partita domenicale ma soprattutto durante la settimana, so che vi allenate a Biancavilla, quindi immagino anche l'impegno non di poco conto che avete. Facciamo enormi sacrifici, la società fa enormi sacrifici per cercare di farci allenare. Stiamo parlando di eccellenza, già un campionato importante, tu dove ti alleni dalle 4 alle 5 volte settimanali e se devi fare anche 30-40 km diventa anche dura, anche perché comunque è gente che viene da una giornata a volte lavorativa, e fare tutta questa strada, purtroppo non ci sono campi, Catania e provincia non ci sono campi, è vero. Quindi tu vai a fare sacrifici per cercare di creare qualcosa e allenarti durante la settimana. Ma la società comunque è contenta sin qui dell'operato tuo personale e della squadra in genere? Ma io penso di sì, perché comunque quando parti per salvarti e ti ritrovi a 2 punti dai playoff e anche a 4 dai playout, già l'obiettivo lo stai centrando. Poi diciamo a parte i problemi che abbiamo avuto per il campo, penso che la società sia contenta dell'operato in generale. Anche il direttore Murè mi ha dato una grossa mano, ha fatto un'ottima squadra, ha cercato di prendere gli elementi che facevano al caso nostro, perché comunque rispetto all'anno scorso ho cambiato tanto, perché le categorie sono diverse
però lui ha fatto un ottimo lavoro. E tu personalmente questo tuo debutto in eccellenza come lo hai vissuto da allenatore, chiaramente? Sì, vabbè, è sempre una bella realtà, una bella soddisfazione cercare di andare avanti, perché il mio obiettivo è andare avanti, proseguire nel mio percorso come è giusto che sia, e sperare di avere i risultati, perché comunque vuoi o non vuoi contano i risultati, non conta sì, fa giocare bene la squadra, ma se però non poi alla fine sono quelli sempre e comunque i che risultati sono fondamentali. Io l'altra volta dicevo, ho giocato con l'Enna, meritavo di vincere, ho perso. E dice, complimenti, l'hai messa sotto l'Enna, sì, però alla fine non mi è rimasto nulla, quindi diciamo che io sto facendo il mio percorso tranquillamente, per cercare sempre di migliorare. Hai anche dei giovani che ti seguono all'interno del gruppo, perché poi sai, alla fine lavorare anche con i giovani è sempre uno stimolo in più. 2005, c'è 2006, ci sono 2006, ci sono ragazzi importanti che ho fatto debuttare. Domenica ha debuttato il portiere, 2005 al debutto ha parato subito il rigore. Quindi bella soddisfazione. Diciamo che ci sono molti giovani che crescono. Bene. Che dirti, Gaetano, sono contento di averti avuto oggi ospite, perché con te parlo a 360 gradi di qualsiasi campionato, perché sei un uomo di campo, un uomo di calcio, quindi segui giustamente tutte le varie squadre. Ti tieni aggiornato. Allora un in bocca al lupo per la partita di domenica prossima. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te. Grazie dunque a Gaetano Di Mauro, allenatore del Mister Bianco 2011. Noi chiudiamo qui la nostra puntata di Penalty. Ci rivedremo chiaramente la prossima settimana, il mercoledì alle ore 13, come al solito sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma vi ricordo anche la replica a partire dalle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Noi comunque ci vedremo anche domani, come al solito alle ore 22, per parlare del campionato di promozione del campionato di prima categoria, però sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi.